Disastro scampato a Venezia quando una nave da crociera ha sfiorato la banchina di Riva 7 Martiri. La procura apre un'inchiesta, bufera politica, Brugnaro, colpa delle indecisioni di Toninelli. Orrore in stazione a Villafranca di Verona, 42enne romeno picchiato selvaggiamente, poi dato alle fiamme, l'uomo ricoverato in condizioni disperate al centro Grandi Ustioni. Niente preintesa, il maxi vertice si riaggiorna e così sfumano le speranze riposte nell'incontro romano di oggi pomeriggio sull'autonomia. Zaia, il Premier chiuda questa partita. 2 incidenti mortali a poche ore di distanza nel Padovano, 42enne si schianta in auto a Battaglia Terme, postino 37enne muore a Piacenza d'Adige. Le colline del Prosecco tra i siti patrimonio dell'umanità per il presidente del Veneto Zaia, una bella vittoria che apre nuovi scenari nella tutela del paesaggio di quest'area del Veneto. Fine settimana all'insegna del maltempo, grandinate, nubifragi e vento hanno flagellato tutta la regione, dalla montagna al litorale, danni ingenti, prevista una nuova ondata tra stasera e domani. È partita la raccolta di firme per il riconoscimento della lingua veneta da parte dello Stato italiano, ne servono almeno 50.000, si firma nei municipi. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. A poco più di un mese dal disastro sfiorato sul canale della Giudecca, Venezia ha rischiato un nuovo incidente con le navi da crociera. Questa volta è capitato in Riva 7 Martiri, poco oltre il bacino San Marco. Sentiamo. La sirena d'allarme squarcia il silenzio. Decine di migliaia di tonnellate che sembrano andare alla deriva appaiono all'improvviso in mezzo alla bufera che si è battuta su Venezia. La prua rivolta minacciosamente verso Riva dei 7 Martiri. Tra i tavolini del bar, lo scrittore e regista veneziano Roberto Ferrucci inizia a girare col cellulare le immagini che state vedendo. Questa volta spero di non essere denunciato per procurato allarme, scriverà poco dopo sul suo sito. La Costa Deliziosa è lunga quasi 300 metri, ha 1130 cabine, a pieno regime sfiora i 3000 passeggeri più 1100 di equipaggi. Dentro ci sono ristoranti, piscine, palestre, un casinò, un centro di bellezza, un cinema. Insomma, quella che sta arrivando è una città in movimento. Tutti delinquenti sono, incredulità, rabbia e paura tra chi assiste ad una nuova tragedia sfiorata. Claudio Baltrocco si affaccia alla finestra di casa sfidando la pioggia battente. Ho sentito la sirena della nave ed è spuntata dalla nebbia, perché praticamente c'era una pioggia che sembrava nebbia. C'era uno dei rimorchiatori di supporto che ha fatto una fumata che sembrava che i cilindri del motore se venissero fuori. I primi a vedersela brutta sono le persone sulle imbarcazioni ormeggiate in Riva degli Schiavoni. Questo giovane gallese, comandante dello yacht, che si è trovato faccia a faccia con la nave, racconta: ce la siamo vista venire addosso, era enorme, c'era un vento fortissimo, ci sarà passata a circa 25 metri, ma più avanti i metri sembravano essersi ridotti a 10, è stata una cosa incredibile. Chi paradossalmente si è accorto per ultimo del pericolo e chi ha rischiato di più. Lorenza Pedani, ad esempio, era a bordo di quel vaporetto e ha sentito urlare dei turisti. E all'improvviso ci siamo trovati al nostro fianco, a pochi metri, un Titanic, totalmente illuminato, questa enorme nave illuminata a testa. 2 passeggeri della linea 1 che stava dietro di noi ci avevano filmato e mi hanno detto che ci avevano dato per spacciati e che la nave oltretutto sembrava proprio andare dentro ai giardini. E su quanto accaduto ieri sera a Venezia, la procura ha aperto un fascicolo. Il nuovo incidente sfiorato con una grande nave da crociera scatena anche la bufera politica. Sentiamo. La Procura di Venezia ha ricevuto dalla Capitaneria di Porto la relazione sugli spostamenti della Costa Deliziosa, la nave da crociera che ha sfiorato pericolosamente Riva dei 7 Martiri. Al momento è aperto un fascicolo senza indagati e ipotesi di reato. Letta la relazione, il pubblico ministero sentirà il comandante della nave, il pilota del porto e i capitani dei 3 rimorchiatori. Si dovrà valutare tra l'altro chi e perché ha deciso di far salpare la nave quando il meteo annunciava le pessime condizioni che da lì a poco si sono puntualmente verificate. Ma oltre all'indagine c'è la nuova
nuova bufera politica tra le due fazioni che si affrontano sul futuro della croceristica. Da un lato il sindaco Luigi Brugnaro, favorevole alla deviazione di Marghera, secondo il quale la responsabilità maggiore di quanto è accaduto e di quello che accadrà in futuro è di chi non ha deciso in questi mesi, riferimento esplicito al ministro delle infrastrutture e dei trasporti Danilo Toninelli, che al primo cittadino risponde: dopo anni di inerzia anche da parte di quelli della sua area politica, siamo vicini a una soluzione seria per mettere fuori le grandi navi da Venezia. Marghera è un'opzione scellerata per sicurezza e ambiente. Chi prende una posizione netta è anche il presidente della municipalità di Venezia, Giovanni Andrea Martini, lancia una proposta immediata. Che ci sia un blocco provvisorio dell'ingresso delle grandi navi in città e che faremo di tutto perché questa proposta venga dal Comune accettata, dalle autorità competenti accettata, dall'autorità portuale accettata e dal governo accettata. Che la soluzione temporanea sia quella di prendere un provvedimento provvisorio, temporaneamente di chiusura dell'ingresso delle navi in bacino, ecco, questo credo che sia importante. Dopo l'incidente sul canale della Giudecca il 2 giugno, Tommaso Cacciari era stato tra i primi ad arrivare per annunciare la grande manifestazione che si era svolta 6 giorni dopo. La misura, dice, è colma. Poteva essere una strage peggiore di quella del 2 giugno. Dimostra, è l'ennesima prova, come se ce ne fosse stato bisogno, non ce n'era, è l'ennesima prova di come queste navi non siano nella maniera più assoluta sicure, come non siano compatibili con la città, con la laguna, con la fragilità di questo sistema. Noi continuiamo a dire che ormai l'unica soluzione possibile è la moratoria. Questi signori hanno avuto 7 anni per trovare una soluzione e continuano a cianciare di cose che non stanno né in cielo né in terra, non hanno idea di dove metterle. Orrore in stazione a Villafranca di Verona, 42enne senza fissa dimora picchiato e dato alle fiamme, gravissimo. Prima l'hanno picchiato selvaggiamente, poi gli hanno dato fuoco. È ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale Borgo Trento di Verona il 42enne romeno trovato agonizzante stamane poco dopo le 7 alla stazione di Villafranca Veronese. A scorgere l'uomo privo di conoscenza, con il corpo devastato dalle botte e dalle fiamme, il macchinista di un treno arrivato in stazione. Era riverso sulla banchina, accanto al binario. Nessuno nei paraggi che avesse visto o sentito qualcosa. Subito sono stati allertati i soccorsi e la polizia. L'uomo, originario della Romania e senza fissa dimora, e pare trascorresse la notte in stazione. Cosa sia accaduto, perché e chi l'abbia ridotto in fin di vita stanno cercando di chiarirlo le indagini subito avviate dalla polizia. Sul posto la scientifica e gli agenti della squadra mobile di Verona. Al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza della stazione. L'autonomia ora finisce con un nuovo rinvio, il giorno più atteso per l'autonomia del Veneto, tema del contendere oggi al maxi vertice romano, in particolar modo la scuola da regionalizzare. Sentiamo. Raggiungere l'accordo. Certo, siamo qua apposta, poi con sto caldo. Comincia così il D-Day dell'autonomia poco dopo le 14, ma quella di Salvini non ha la caratura di una cavalcata trionfante. Le intenzioni di chiudere ci sono, ma restano annunci, e così si va all'ennesimo rinvio dopo le divergenze sulla regionalizzazione della scuola. Tra il 100 e il 20 ci si può trovare a mezza via, diceva venerdì Salvini, e preoccupa ancora l'accordicchio forse tanto temuto da Zaia, che però spera nel Golden Year, l'anno d'oro dei risultati tra Olimpiadi, Prosecco, UNESCO e, perché no, autonomia. Ma anche oggi la fumata è nera, anche se i leghisti parlano di confronto positivo. Chiudere in questo lunedì di luglio pareva a tutti già un sogno difficile da realizzare. La Lega spera entro luglio, i grillini invece puntano sulla melina estiva. Tant'è, il vertice è quello delle grandi occasioni. Ci sono il Premier Conte, i 2 vice Di Maio e Salvini, Giorgetti, i ministri Stefani per le autonomie, Bussetti per l'istruzione, Lezzi per il Sud, il Veneto Fontana, Toninelli infrastrutture, Fraccaro rapporti con il Parlamento e Bonisoli per la cultura, oltre al vice ministro all'economia Laura Castelli. Il governatore Zaia lancia il suo messaggio al tavolo romano: spero vivamente che il Presidente del Consiglio chiuda questa partita, dice, e poi attacca il grillino sottosegretario Buffagni, reo di aver ipotizzato tensioni tra i presidenti di Veneto e Lombardia che distrarrebbero dai contrasti, prendendosela con l'alleato di contratto. La verità è che se c'è un nemico dei 5 Stelle è negli
stessi 5 Stelle, replica Zaia, e per capirlo basta leggere le dichiarazioni ondivaghe che rilasciano. Sul tappeto protagonista il tema della scuola, dicevamo, e quel Bussetti che al Corriere del Veneto aveva lasciato intendere come docenti e personale passeranno alla Regione Veneto e anche i sindacati se ne convinceranno. Si sperava nell'oltranza, un confronto acceso ma ultimativo verso la via della preintesa. È stato quindi, avete sentito, proprio il nodo dell'istruzione a creare e a emergere nel corso del vertice di oggi pomeriggio a Palazzo Chigi sull'autonomia delle regioni, con il Movimento 5 Stelle contrario all'assunzione diretta dei docenti e ai concorsi regionali. Si rischiano, dicono i pentastellati, di creare delle scuole di serie A, di serie B e di serie C, e mentre il ministro Stefani invita invece il Parlamento con i presidenti delle Camere e del Senato a decidere, è stata fissata anche la data per un nuovo vertice che si terrà giovedì prossimo alle 8:30, ed è stato fissato anche un altro Consiglio dei Ministri sempre per giovedì alle 11:30. Ed ora cambiamo argomento, torniamo a parlare dell'importante traguardo arrivato con il riconoscimento UNESCO delle colline del Prosecco, tra i siti quindi del patrimonio dell'umanità. Per il presidente del Veneto Zaia una bella vittoria che apre nuovi scenari per la tutela del paesaggio di quest'area del Veneto. Un ringraziamento ai cittadini e soprattutto un pensiero a tutti quei cittadini dei territori, di questi territori del Prosecco, che magari oggi non ci sono più e sono loro i veri artefici, coloro che hanno strappato dai rovi queste colline e hanno disegnato questo paesaggio che da oggi è patrimonio dell'umanità. Da Baku in Azerbaigian l'annuncio e il grazie del presidente Luca Zaia, che dopo l'assegnazione delle Olimpiadi di Cortina Milano 2026 fa ottenere al Veneto un'altra medaglia prestigiosa, l'inserimento delle colline del Prosecco tra i siti patrimonio dell'umanità dell'UNESCO, il 55esimo in territorio italiano. La Commissione ha promosso le colline di casa nostra a pieni voti, unanime il sì dei 21 commissari. Vorrei ricordare che entriamo nel gota dei grandi siti mondiali. Tanto per fare un esempio, siamo assieme alla Grande Muraglia cinese, siamo assieme alle cascate di Iguazú, ovviamente a Babilonia, al Kilimangiaro, insomma a tutti i più grandi elementi ambientali e monumentali del mondo, e quindi il Prosecco patrimonio dell'umanità. Colline del Conegliano Valdobbiadene, paesaggio agricolo e culturale unico, sul quale ora andrà applicata una nuova ampia tutela per far sì che conservino la loro bellezza e possano essere meta di visitatori da tutto il mondo. D'ora in poi istituzioni, imprenditori e abitanti saranno ancora più impegnati nel conservare l'integrità di questo habitat, ha aggiunto Zaia, salvaguardandone la biodiversità e sviluppando le potenzialità attrattive. Di giornata storica per il Veneto e l'Italia intera ha parlato il ministro dell'Agricoltura Gianmarco Centinaio, e alla sua esultanza si è unito il collega agli esteri Enzo Moavero. Un percorso avviato dai 15 comuni del comprensorio, dai consorzi e dalla regione fin dal 2008, un sogno che ha preso via corpo grazie anche al successo mondiale delle bollicine trevigiane, con un export dai numeri impressionanti, con incrementi annuali a doppia cifra. Ora per il governatore manca solo un tassello per rendere questo 2019 straordinario. L'ultimo sforzo lo faremo per l'autonomia. L'autonomia chiude il trittico e direi che con quest'anno si potrebbe chiudere alla grande. A Valdobbiadene intanto si fa festa dopo la proclamazione del Prosecco, delle colline del Prosecco come patrimonio dell'umanità, ma c'è già uno scontro sulle strutture alberghiere. I sindaci ne chiedono di nuove, Zaia dice che bastano quelle presenti sul territorio. Sentiamo. È la festa di tutti, non solo di chi ha lavorato per arrivare a questo appuntamento che ha premiato le colline del Prosecco. Tra i tanti primi cittadini collegati a Baku con un maxi schermo nella piazza di Valdobbiadene, anche numerosi cittadini che hanno festeggiato la proclamazione in diretta. Cambierà, che come sempre ci impegneremo per mantenere questo bel territorio e dare un prodotto sempre ottimo al mondo. Lei è del posto? Io sono del posto, nato qua nel 58, quindi sono 61 anni che sono qua. Si augura ci sarà più turismo e tutto, e più attenzione nell'ambiente, nel luogo, al posto, che è la cosa importante, insomma. Adesso si volta davvero pagina, ma i sindaci attendono risposte, attesi 1 milione di turisti in più all'anno, e l'esigenza sarà dove ospitarli.
Il governatore Luca Zaia da Baku fa sapere già che non saranno autorizzati nuovi alberghi per non devastare un territorio ricco di verde, ma il problema bisognerà affrontarlo come chiedono i primi cittadini. Sono sufficienti gli alberghi, le ricezioni turistiche presenti sul territorio? Ma a mio avviso dovrebbero essere potenziate, ce ne sono, abbiamo visto che negli ultimi anni ne sono sorte di nuove e quelle sorte da nuovo hanno iniziato molto bene da un punto di vista di operatività. Credo comunque ne servono ancora e con questo sia un incentivo per queste nuove aperture. Sicuramente ci sarà, appunto come dicevo, un'opportunità in più, il riconoscimento porterà sicuramente turismo, porterà sicuramente linfa nuova al territorio. Si svolgeranno domani a Spinea i funerali di Cecilia Piva, la 12enne, morta una settimana fa durante una gita in barca con il papà in laguna. Nel fine settimana c'è stato chi ha voluto ricordarla. Vediamo come. A una settimana dalla morte della figlia 12enne Cecilia, il papà Roberto Piva, attraverso il gruppo Diportisti Laguna Veneta, aveva chiesto alle imbarcazioni di attivare le loro sirene all'unisono alle 17:38, la stessa ora della domenica precedente quando è avvenuto il tragico incidente in Bacan. E così è stato. Nonostante il tempo non fosse dei migliori. Molte imbarcazioni infatti non erano in acqua domenica pomeriggio, ma tantissime sono state le manifestazioni di affetto sulla pagina Facebook del gruppo. Sabato pomeriggio invece i volontari della Guardia Costiera hanno portato dei fiori sul luogo dell'incidente. Un sentimento nostro che ci sentivamo in quel momento di esprimere, visto che l'equipaggio fa servizio in quella zona, abbiamo ritenuto di fare questa cosa. Mentre posizionavano i fiori, i volontari si sono imbattuti in un motoscafo che non stava rispettando i limiti e che, secondo quanto ci hanno raccontato, avrebbe anche inveito contro la polizia lagunare. Come al solito il mare ti insegna sempre qualcosa, però in questo caso devo dire che non ha insegnato molto, come la storia non insegna molto in generale. In laguna purtroppo abbiamo dei casi dove non c'è questo recepimento della responsabilità, del buonsenso, del rispetto per gli altri. Continuiamo noi a ripeterlo, consigliamo anche quando possiamo e siamo nella possibilità di accostare qualche imbarcazione che vediamo è un po' così fuori dalle norme di sicurezza della navigazione, ma sempre a livello di consiglio, perché noi, ripeto per l'ennesima volta, non siamo un organismo repressivo, siamo dei volontari che soccorrono e assistono i diportisti. I funerali di Cecilia saranno celebrati martedì alle 15:30 nella chiesa di Santa Bertilla a Spinea. Dramma della strada oggi a Piacenza d'Adige, un postino alle 13 è morto mentre in sella al suo motorino stava svolgendo il lavoro di consegna della corrispondenza. Si tratta di un 37enne morto pochi istanti dopo l'arrivo dei soccorsi. È un dipendente di Poste Italiane che stava appunto effettuando la consegna della posta. Percorreva la provinciale 91 in aperta campagna quando poco lontano dalla piccola frazione ha sbandato finendo contro uno dei platani che costeggiano la carreggiata, un impatto devastante che non avrebbe coinvolto altri mezzi né persone. Ogni tentativo di salvare l'uomo purtroppo si è rivelato vano e nella notte un altro tragico schianto a Battaglia Terme, a perdere la vita un 42enne. È uscito di strada schiantandosi contro un muro, non c'è stato nulla da fare per Alberto Pegoraro, 42enne di Pernumia, morto nella notte in ospedale a Schiavonia, dove era arrivato in condizioni disperate dopo l'incidente stradale avvenuto in via Maggiore a Battaglia Terme. La sua Toyota RAV4 ha sbandato, perso aderenza e piombata addosso ad un muro di un'abitazione. Un impatto tremendo, forse dovuto anche alla velocità sostenuta, che ha lasciato il veicolo ridotto ad un ammasso di lamiere. Pegoraro è stato estratto vivo e trasportato in
massima urgenza a Schiavonia, dove nonostante le cure tempestive è morto poco dopo l'arrivo a causa delle gravità delle ferite. Sul luogo dell'incidente sono arrivati i carabinieri di Monselice incaricati di eseguire i rilievi e ricostruire la dinamica, ma soprattutto la causa dello schianto. Alberto Pegoraro era molto conosciuto nella Bassa Padovana, dove per anni aveva militato in diverse società di calcio amatoriale. Hanno chiesto di essere giudicati con rito abbreviato Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, imputati nel processo per il ferimento del nuotatore trevigiano Manuel Bortuzzo, ferito da un colpo di pistola in piazza Eschilo a Roma la notte tra il 2 ed il 3 febbraio. Manuel, rimasto paralizzato alle gambe da quella drammatica sera, sta continuando con un impegnativo lavoro di riabilitazione. I due aggressori, che avevano ammesso nelle ore seguenti all'arresto di avere sparato per sbaglio al nuotatore di Morgano, sono a giudizio con l'accusa di tentato omicidio aggravato dai futili motivi. Oggi la prima udienza con la richiesta dei loro difensori di rito abbreviato, che consentirebbe loro di ottenere lo sconto di 1/3 della pena. Ed ora l'ondata di maltempo che ha interessato nel fine settimana tutto il Veneto, dal litorale alla pedemontana alla montagna. Vediamo quindi che cosa è accaduto nel Bellunese nel prossimo servizio. È venuto giù tutto, è venuto giù un albero piccolo e era l'inferno. La casa di Vittoriana Sovilla si trova ai piedi dello smottamento che nel tardo pomeriggio di sabato ha scaricato fango e sassi addosso alle abitazioni nel borgo di San Francesco. Allora, il movimento franoso è partito dal costone di roccia che scende dalla confluenza fra via Rudio e via Frigimelica. Lì sopra c'è la frazione di Cavarzano. Qui invece siamo a San Francesco, in via San Francesco, esattamente sotto il Ponte degli Alpini. Immediato l'intervento della protezione civile, del personale del comune di Belluno per la messa in sicurezza del versante. In questo momento stiamo operando cercando di limitare al massimo la possibilità che si formino degli accumuli di acqua, che formino, diciamo, dei torrenti, dei fiumi, che poi ovviamente provocano fenomeni di erosione del territorio, come in questo caso qui, e quindi colate di fango. Stiamo lavorando banalmente cercando di incanalare l'acqua e cercare di spostarla verso zone dove può essere smaltita meglio. Un fenomeno improvviso ma sempre più incombente, piove sempre di più e gli apporti sono elevati e concentrati in breve spazio di tempo. Ecco perché, spiega il sindaco di Belluno, ci sono lavori da fare, muri di contenimento, opere di drenaggio, ma le risorse non bastano. Abbiamo ricevuto qualche rimborso anche dalla Regione del Veneto per quanto riguarda il Baia, ma si parla di 250-270 mila euro, fino adesso abbiamo sostenuto spese per oltre 4 milioni, quindi siamo in una situazione di grande difficoltà. In via Frigimelica la strada è stata interdetta al traffico, in via San Francesco all'opera anche i volontari. Sono arrivato dal mare, ero a fare il weekend con gli amici e ho saputo la notizia, subito corso qua a casa e sono riuscito a aprire il garage, per fortuna nessun danno, posso già dirlo, però adesso devo riuscire a tirarla fuori la macchina perché è indispensabile. Hai preso paura? Un po' sì, adesso non è, per fortuna, nonostante l'età, tengo duro, però. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità, tra poco. Domenica. E rieccoci in diretta con l'edizione del Veneto dei nostri TG. È partita la raccolta per il riconoscimento della lingua veneta da parte dello Stato italiano. Ecco l'invito dell'Accademia della Bona Creanza. A 1 anno e mezzo dal referendum sull'autonomia, i veneti sono chiamati nuovamente a far sentire la propria voce. Stavolta però non serve andare alle urne, è sufficiente recarsi in municipio per firmare il riconoscimento della lingua veneta da parte dello Stato italiano. L'iniziativa apolitica e apartitica chiede che il Veneto venga aggiunto alle 12 lingue già riconosciute e ha bisogno di 50.000 firme. Sull'argomento si sono levate numerose voci autorevoli, ecco quella dell'Accademia della Bona Creanza. In tutti i comuni del Veneto si può andare a firmare, solitamente nell'ufficio anagrafe e l'ufficio elettorale, ci sono i moduli già pronti e si deve andare a firmare entro il 20 di settembre, ma insomma andai subito che così la roba si è fatta. L'obiettivo è ambizioso, ma comunque a portata di mano. Puntiamo ad arrivare a 50.000 firme, cosa che ci consentirà di proseguire con l'iter per il riconoscimento della lingua veneta. Insomma, se ha riconosciuto il furlan, se ha riconosciuto il ladin, insomma se poi i furlani, i sardi e i ladini, poi daremo anche a altri veneti, no? La lingua veneta infatti è già riconosciuta
conosciuta all'estero. La nostra lingua, la Sesa, entra in parte con dei progetti dentro le scuole, si sono passati in Veneto, ma ben avanti così a sto punto, e la lingua veneta, la Sesa è veramente importante, si è riconosciuta in Brasile, addirittura in Slovenia, proprio da marzo del 2019, e riteniamo che sia arrivato il momento che anche in Italia si riconosca la lingua veneta. Serve quindi un moto d'orgoglio, secondo i promotori di questa iniziativa. Che vuole l'intervento, diciamo, il sostegno da parte dei veneti, dire che i veneti alla propria lingua, che si è riconosciuta da tutti, un po' come tutta la nostra cultura veneta amata, riconosciuta da tutti più da fuori che da noi altri stessi. E ora un moto d'orgoglio, andiamo a firmare. Ed era questo l'ultimo servizio, uno sguardo alla nostra programmazione torna subito dopo i TG, come sempre 20:10, si tornerà a parlare di Prosecco dopo il riconoscimento dell'UNESCO, questa sera con Ernesto Balbinotti, imprenditore del Prosecco, e poi alle 21:15 l'appuntamento del lunedì con Ring, ospiti di Ferdinando Avarino, il senatore Giampaolo Vallardi della Lega, Simone Scarabella del Movimento 5 Stelle e Simonetta Rubinato, presidente di Veneto Vivo. È tutto, grazie per essere stati con noi, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo per le prossime ore, arrivederci. Benvenuti al meteo. L'anticiclone cede nuovamente, lasciando così aperta la porta a correnti fresche e instabili, responsabili di un'intensa ondata di maltempo sul nostro territorio. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto sarà bel tempo nella prima parte della giornata. Col passare delle ore è previsto un deciso peggioramento, con temporali diffusi, localmente anche forti, specie tra Padova, Vicenza e Verona. Attenzione, perché associata alla pioggia non si esclude anche della grandine e anche violenti colpi di vento. Temperature minime tra 17 e 22 gradi, valori massimi in calo compresi tra 25 e 28 gradi. Situazione simile sul Friuli Venezia Giulia, con ampio soleggiamento dappertutto al mattino, ma con rovesci anche intensi dal pomeriggio, con possibili locali nubifragi. Temperature minime tra 18 e 21 gradi, massime oscillanti invece tra 26 e 28 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove prevarrà il sole al mattino, poi anche in questo caso col passare delle ore saranno possibili dei fenomeni instabili un po' su tutta la nostra regione. Temperature minime sui 18 gradi, massime comprese invece tra 29 e 30 gradi. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci.